Riguardo ai Brebus, iscritus, lei ricorda qualcosa? Se a San Niccolò Gerrei c'erano queste cose? C'è scritto su, ce n'erano tanti, poi gli antichi li dicevano su scapulario, li diceva. Scapulario? Che boh, era una cosa piccola, in mezzo non lo so, ci fossero delle immaginette, qualche cosa benedetta. Questo era cucito in un pezzo di stoffa e con un legaccio se lo tenevano al collo oppure in tasca, oppure con una spilla. I Brebus si dicono per tante cose, se uno è preso d'occhio, se uno smarrisce una cosa, per esempio per far allontanare gli uccelli dal grano, dall'uva, Tutte queste cose. Ce ne sono di tanti tipi di Brebus per il coso là, su Bremmi, poi per l'interizia. Sant'Antonio mi hanno detto che viene molto... Sant'Antonio, quello c'è sia per trovare le cose perse. E come funziona? Sono delle preghiere. Quindi quando viene a mancare qualcosa... Queste vanno dette nelle ore di punta, quando sono le selezioni o a mezzodì. È molto più efficace il venerdì. Si dicono queste cose, non deve parlare quando dice queste preghiere e poi aspetta e dà un segnale se si trova oppure no. Quindi alla fine si ha anche una... Poi ce ne sono di vari tipi, ce ne sono che lo fanno con le candele a Sant'Antonio, però quello va fatto per 13 giorni. Ogni giorno si accende una candela in più, nel momento che si fa la preghiera. Gli antichi dicevano sagrada segata, praticamente era per i bambini, e prima li tenevano ben fasciati, e invece adesso no. E quindi se uno per esempio lo fasciava male, poteva il bambino allargarsi, cioè venirle la scoliosi, ecco, diciamo. Allora facevano i Brebus, una medicina per questo, per tornare, per guarire, ecco. Su Contrafferio cos'era? Su Contrafferio era un vistillone, poi erano 3 cose, su vistillone. Serpente? Ecco, una bibaretta bonita, poi stava via non mi avevano usato. Comunque questi li friggevano, più che altro lo facevano sulle stincini. E poi lo mettevano in un corno con un tappo di sughero e questo serviva per tutte poi semusu, cioè perché d'insetti, per tutto. Tutte queste cose. Quindi venivano, cioè oltre ai Brebus venivano usate anche le erbe per curare certe cose, certe malattie. Molte erbe si usavano. Poi ci veniva sanguineras. E a cosa servivano? Quelle le usavano molto per i mal di denti, per esempio chi aveva la pressione alta, usavano questa. Sono funti come sizzicò senza il gruscio. E dove si trovano? Nell'acqua. In campagna? Le prendevano, queste le tenevano in un barattolino con l'acqua e le attaccavano. Se erano per i mal di denti, le mettevano dentro un ditale e glielo attaccavano alla guancia. Quindi succhiava il sangue? Succhiava il sangue, loro una volta che hanno succhiato il sangue cattivo si staccano, allora volevano spremute bene e rimesse, perché se no morivano, e rimesse a posto. Ho capito. Ma tutte le famiglie ce le avevano, tutte. Quindi quella c'è una medicina, Sì. E poi i mal di denti non le sentivano più. Io mi ricordo che mamma aveva mal di denti e nonna le diceva poi sa sangue nera e lei no, non aveva paura, poi gliela
l'ha convinta, gliel'ha messa, poi non ha sentito mai più mal dei denti. Capito. Va bene, zia. Adesso io la ringrazio, è stata molto gentile. È stato un piacere aver chiacchierato con me. mio. Alla prossima. Va bene, Ciao. ciao.